Stava spingendo l'auto rimasta in panne dopo il furto. Sono stati bloccati a Vigo d'Arzere e denunciati due nordafricani e una donna italiana che qualche giorno fa avevano rubato un'auto parcheggiata a Castelfranco Veneto. I tre, domiciliati nel Trevigiano, sono noti alle forze dell'ordine. La segnalazione era arrivata ai carabinieri di Vigo d'Arzere mercoledì. Un passante aveva notato i tre spingere l'auto. La vettura, però, era intestata a una donna di Castelfranco che ne aveva appena denunciato il furto. Il veicolo era stato rubato all'esterno della sua abitazione, dove era posteggiato con le chiavi inserite. Le chiavi sono state trovate in possesso del 29enne. All'interno dell'abitacolo i carabinieri hanno trovato anche un bancomat risultato provento di un altro furto. La donna e uno dei due nordafricani sono stati denunciati. Il terzo complice, invece, è stato trovato poco lontano mentre cercava di nascondersi, ma è stato anche lui denunciato per ricettazione.